Sintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Musica Indipendente. Cosa pensate? Cosa pensate che non vada in onda? Ma certo che ci sono anche quest'oggi. C'è sempre quello che ha i dubbi. Sammy Varin c'è, Sammy Varin non c'è. Ci sono. In questa valle di lacrime cerchiamo anche di strapparvi un sorriso, di trasmettervi un po' di serenità ogni tanto, senza guardare il telefonino che può esplodere da un momento all'altro, senza guardare per aria perché non si sa mai che cosa succede con questo tempo. Polemizzeremo anche su questo, signori, l'ho detto e lo ripeto, ma con un po' di autonomia riuscivamo magari a evitare una cosa così grave negli stessi posti a distanza di un anno. Non ho detto niente, tacciamo di infinite cose. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo di venerdì, diceva il saggio, è anche musica indipendente. Cosa significa? Che trasmettiamo la musica che non c'è, quella che sulle altre radio non esiste, perché non hanno tempo da perdere, perché si dedicano soltanto ai big, a quelli fighi, a quelli super pompati che dovete comprare, che dovete scaricare. Noi siamo diversi, noi siamo la controinformazione anche musicale. E allora quest'oggi ho qua una cosa che non ho mai avuto prima, ragazzi. Il Cantabrianza, celebre concorso famoso in tutta la Lombardia e non soltanto, anche grazie a noi che vi facciamo la pubblicità della miseria, ha partorito 3 vittoriose ragazze che sono qui nei nostri studi. Sì! Ma dove sono? Non ci sono. Sono là. E adesso ve le chiamo, signori, a partire dalla numero 3. Arrivata numero 3 al Cantabrianza, signore e signori, bambine e bambini, terza classificata con Obviously Devoted to You, arriva da Origgio, Carola Lovati! Applauso signori, guardala qua, collezione inverno, estate, primavera. Buongiorno Carola, sei più alta di me. Quanti anni hai te? Fatti sentire. 19. 19 anni e già alta, 1,80 m. Avanti ancora un po'. Benvenuta Carola Lovati, accomodati. Grazie. In una delle sedie, almeno sembri un po' più piccolina, le ho abbassate appositamente. Lei è arrivata terza al concorso Cantabrianza. La finale c'è stata la scorsa settimana, E mi pare che proprio questa sera, no, domani? Quando è che va in onda? Questa sera va in onda su Rete 55, figata! Signori, al numero 2 con Spazio, da Erba in provincia di Como al Cantabrianza si è classificata Corinna! Ciao Corinna! Buongiorno, da Erba, giusto? Sì, Ponte Lambro precisamente. Da Ponte Lambro, famosa città balneare di Ponte Lambro, non c'è nessuno mai stato a Ponte Lambro. Tra poco ci raccontate tutto, che sono curiosissimo, ma signori, non l'avremmo mai pensato. Abbiamo la terza, abbiamo la seconda, abbiamo anche la prima classificata al concorso di Dino Angelini, che è di là, che si sta grattando le mani perché è andato benissimo anche quest'anno il Cantabrianza. Al numero 1 da Voghera in provincia di Pavia con Nessun dolore, signore e signori, Shada! Shada, buongiorno! Ciao a tutti! Ma c'hai trampoli, Shada, quanto sei alta? Siamo tutte alte. Ma cosa sono tutte queste nuove generazioni? Basta, sedetevi, dobbiamo essere tutti uguali. Che cavolo, perché sono qui. Allora, ci sono anche ci sono anche le cuffie, però
ve la faccio mettere dopo, perché la nostra cuffia è come il cubo di Kubrick, praticamente inizi a girarle, dici: "Ma come funzionano queste prima vi faccio raccontare qualcosa di voi che siamo curiosi, partendo da Carola Lovati, da Origgio, vicino a casa mia più o meno, terza classificata con Oblesi, Devoted to You, che uno dice: "Ma che cavolo di canzone è? Siete degli ignoranti totali". Olivia Newton-John soffriva con questa canzone in Grease, completamente devota a te. Molto spesso me lo scrivete voi amici comunisti e sono contento che mi vogliate bene, però Carola, come mai questa scelta da grandi? Perché questa è una canzone effettivamente che noi grandicelli ci siamo sentiti e risentite fine anni 70 direi. Carola. A dire il vero è una scelta che, non definirei difficile né azzardata. È stata quasi naturale, siccome la trovo una delle canzoni, potremmo dire, più influenti della musica della fine degli anni '70, anche proprio per l'impatto culturale, per l'impatto sociale e mediatico che ha avuto. Grease è stata un'onda mediatica, per l'appunto, che ha proprio investito più generazioni, e io mi ritengo anche molto influenzata dal musical stesso, che trovo Che meraviglioso. continuiamo a vedere perché non smette mai, anno dopo anno lo trovi in questo, in quell'altro posto, in tutte le salse possibili, immaginabili, io me lo guardo sempre e quindi hai deciso di fare questo bellissimo regalo ai più grandi, ma anche un lavoro culturale per i più giovani, perché magari qualcuno non conosceva questa canzone. Assolutamente, non è di certo una scelta ovvia, soprattutto con il panorama musicale imperante adesso che, verte completamente verso un'altra direzione. Ma penso anche che il messaggio che questa canzone trasporti, la devozione senza speranza, magari non corrisposta a qualcuno, possa essere anche utile per sfogare il proprio sentimento, o anche per trovare una valvola di espressione, di trasmissione, un legame con la musica che spesso adesso, con certi testi, con certi generi io non ritengo affine. Cioè, sta facendo un giro di parole per dire che ci sono in giro un fracco di porcherie e io vi ho cantato una canzone figa, diciamolo, diciamolo, È proprio diciamolo. una bella canzone. Poi vi chiederò certamente quali sono i vostri dei musicali. Nel frattempo, allora, invitiamo chi ci segue in diretta il venerdì. Questa sera c'è la trasmissione su Rete 55 della finale del Cantabrianza. A che ora? 9, 9 e mezza? Alle 9. Alle 2 e un quarto di notte? No, 22? Urlalo, urlalo. 21 alle ore 21 c'è la trasmissione su Rete 55 registrata di sabato scorso con la finale e potete godervi quella che è stata la battaglia musicale molto pacifica, ci mancherebbe, che questi giovani hanno portato sul palco con noi. Eh sì, perché c'era anche il Sammy Varin sul sottopalco a ascoltare e sfido anche il nostro regista a mandare in onda un riquadretto, manda in onda le fotografie che abbiamo messo, perché ce n'è per tutti i gusti, anche perché non c'eravate soltanto voi tre, ce n'erano un fracco di persone che hanno cantato su quel palco con grandissimo successo, ma il bel successo arriverà poi naturalmente questa sera con la trasmissione di Rete 55. Carola Lovati da Origgio, provincia di Varese. C'ho qui una canzone, You're Mh-mh. So Vain, perché questa, anche qui è una canzone da grandi, tra virgolette, canti cose importanti e stai meditando di fare anche qualche cosa di diverso, un inedito, il tuo percorso musicale dove ti vorrebbe portare? Assolutamente, mi piacerebbe continuare questo percorso anche sviluppandomi come artista indipendente, quindi spostarmi dal mondo delle cover, dal mondo delle esibizioni magari saggistico-teatrali, anche proprio all'inedito appunto. Mi piacerebbe naturalmente continuare nello studio accademico del canto che ritengo fondamentale per il mio percorso. Perfetto, ma io quindi ti voto tranquillamente. Sembra una politica praticamente, cioè parla ma dice anche cose intelligenti, a differenza Grazie. dei politici, dici cose intelligenti. Carola Lovati, You're So Vain, qui nella musica indipendente di Radio Libertà.
La musica indipendente la mettiamo solo noi di Radio Libertà con Your Soul Vein, Carola Lovati da Origgio Varese, terza classificata nel Cantabrianza di Dino Angelini, che questa sera su Rete 55 potrete riassaporare. Brava Carola Lovati, chiaramente non finisce qui, perché il bello poi di essere passate qui nei nostri studi è che attacchiamo un collegamento musicale con voi artisti, e quando fate delle cose nuove, magari scriverai un inedito o qualche altra cover che ti vengono benissimo, dovete sentirvi Obelisk Devoted to You, signori. Cioè l'abbiamo conosciuta perfettamente, io ho consumato il 33 giri di Grease, per cui eravamo tutti lì a sentire ogni possibile imperfezione, perché siamo critici noi della giuria, e non c'è stata. Hai fatto una versione tua, personale sicuramente, ma assolutamente perfetta sotto questo punto di vista. Fare le cover c'ha sempre i pro e i contro, perché appunto c'è qualcuno che magari la conosce molto bene ed è pronto a dire questa ha fatto un po' troppo bassa, un po' troppo... Tacciamo di infinite cose. Carola Lovati, ti ritroveremo su queste frequenze, ne sono sicuro, ma adesso qua di fianco a me la classificata numero 2 da Erba in provincia di Como, eccola, Corinna! Buongiorno a tutti. E buongiorno di nuovo, Corinna, attenzione, scritta con la Y. E qui naturalmente io sono già qui a fare appunto il critica tutto, perché se la Carola Lovati su Instagram... No, non ce la farete mai a trovarla. Poi in chiusura ci ricordi cosa bisogna scrivere, perché è difficilissimo. Tu capisci che uno che vuole fare spettacolo lo cerchi e non c'è, e come fai poi a sapere che cosa fa? Ma è un altro discorso. Invece Corinna, scritto con la Y, in realtà si chiama Corinna Zappa, sono riuscito a intercettarti, pensavi te? E in effetti scrivendo Corinna ci sei, esisti. Esattamente, sì. Ho scelto di cambiare una lettera perché penso che comunque il mio nome sia un bel nome e particolare soprattutto, che tra l'altro tutti sbagliano sempre a pronunciare, invece te l'hai pronunciato perfettamente. Giuro che mi è andata di culo, no? Perché cosa Corinna dicono, come pronunciano? Cioè... Ma in realtà anche per il mio nome di battesimo mi chiamano Corinne, Corinne, sempre che si sbagliano. Comunque è un nome affascinante, che ditelo come volete, basta che lo scriviate, Corinna. Tu che cosa hai cantato al Cantabrianza? Io ho cantato Spazio con il mio singolo. Cioè, l'hai scritto tu? Sì, io scrivo canzoni un po' da sempre, diciamo. Quanti anni hai? 17. Mi sto guardando in giro. È per quello che è tuo padre quello lì, cioè è per quello che c'è papà che ci sta filmando eccetera, come di soltanto una parola sbagliata, mia figlia, scherzo, però 17 anni ti sei già fatta la canzone, cioè vuol dire che la senti dentro tu la musica, senti dentro la presenza delle sensazioni, scrivi parole e la musica? Scrivo parole e musica, compongo al pianoforte o alla chitarra, suono anche il sassofono, il violoncello, son proprio dentro nella musica a 360 gradi. Ora mi inchino, mi inchino ancora di più, signori, stiamo percependo una voglia di trasmettere emozioni attraverso la musica stupenda. Uno dice: ma perché giocare a calcio, giocare a pallavolo? Cioè, io suono, canto, compongo e penso che sia uno dei modi veramente di trasmettere emozioni più forti, probabilmente ancora meglio di una partita a pallavolo, o no? Ho fatto 7 anni di pallavolo tra l'altro. Sammy Varini, ma che cacchio parli a fare Sammy Varini, capito? Cioè questo dopo pallavolo ha iniziato a fare musica e a scrivere. Taccio di infinite cose, se ci guardate in TV canale 252, cercate Radio Libertà e soprattutto godetevi il pezzo di Corinna con la Y, spazio, perché c'è anche il video. Cioè tu hai già fatto un video. Avendo una sorella che balla, ho pensato che sarebbe stata una grande occasione comunque sfruttare anche questa cosa facendola ballare nel mio videoclip. E C'è la sorella che balla. Arianna. Sì, si chiama Arianna. Il ragazzo invece si chiama Andrea, che è un suo amico, e m'ha fatto un grande favore d'essere presente anche lui nel videoclip. Signori, capite come si fa squadra con la sorella, col ragazzo, col papà che chiaramente ha pagato? Signori, Corinna con spazio qui a Radio Libertà.
sono incartato con la cuffia, sono troppo, cioè me lo sono guardato fino alla fine, ragazzi. Questo video che trovate su YouTube, scrivendo cosa bisogna scrivere, Corinna, giusto? Esattamente, Corinna scritto con la Y, Spazio. E avete scoperto che a 17 anni questa scrive già da anni. Ma ultima domanda, come è nata questa passione di scrittura? Cioè, tu durante le lezioni di matematica, intanto che guardavi la lavagna con le espressioni, ti menavi via, oppure quando eri a casa ti mettevi sul letto a come nasce questa cosa? Allora, veramente prima della scrittura mi sono appassionata alla lettura. Ho letto tantissimi libri e ancora oggi mi piace leggere, grazie anche alla mia maestra delle elementari che si chiama Donata, la saluto. Questa passione per la lettura poi mi ha portato a voler scrivere. Ho iniziato scrivendo poesie e raccontare storie e poi queste poesie son diventate canzoni. Fantastico signori, un bell'esempio per voi che ci seguite da tutta Italia. Se avete figli o nipoti, avvicinateli alla musica, avvicinateli alla scrittura, perché ripeto, penso che sia uno dei più bei modi di comunicare. In un mondo in cui la comunicazione sembra facilissima, ma poi ci accorgiamo che i nostri figli non parlano. Beh, questo è un bel modo di farli trasmettere emozioni. 13:29, signori, ci fermiamo perché c'è la pausa con un jingle, ma torneremo tra pochissimo perché oggi stiamo parlando del Canta Brianza, che sabato scorso ha avuto la finalissima, e abbiamo ascoltato la numero 3, abbiamo ascoltato la numero 2, adesso c'è quella che il Canta Brianza l'ha vinto. 30 secondi e arriva. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Uomini di Radio Libertà, donne ascoltatrici di Radio Libertà, oggi solo donne, e le mie ascoltatrici sono tutte donne, come effettivamente abbiamo un podio formato da ragazze per la finalissima del Canta Brianza di sabato scorso, la vincitrice del Canta Brianza, eccola qua, è Shada! Buongiorno a tutti e buon pranzo per chi sta mangiando, perché questo è proprio l'orario. Ma col cavolo, non devono mangiare, devono ascoltare noi senza mangiare. Shada è un altro esempio di come uno dica bene, così mi trovate più facilmente. Mi chiamo con un nome semplice, col cavolo. Non è però impossibile ritrovarla sui social. Shada, scritto S-H-A-D-A, ma non soltanto, bisogna scrivere Con la X, perché in realtà il mio nome d'arte sarebbe Xada con la X.official se mi volete trovare su Instagram, ma il mio vero nome è proprio Shada. Infatti è un bell'aneddoto. Fuori documenti, non ci credo. Come ti chiami tu? Un bell'aneddoto perché ogni volta mi chiedono: "Ma come ti chiami?" E rispondo: "Shada". No, ma il tuo nome è vero? E sulla mia carta d'identità ho proprio questo nome, quindi Dopo vado fuori a parlare con tuo padre, sta cosa qua. Come mai questa scelta? Tu poi hai provato a chiedergli qualcosa, ma papà, perché? i miei genitori volevano un nome particolare. Ma va? Ma no? E quindi hanno fatto una bella ricerca e sono arrivati a questo nome tramite estrazione. Cioè 9 mesi di ricerca e poi alla fine hanno estratto anche, ecco, la chiameremo Shada! Esattamente. più o meno Allora, così. scritto come, perdonami? Allora, il mio nome vero è con la SH, quindi SHADA, mentre invece sui social con la X, quindi XADA. Ok, per la cronaca io che ho ricercato ulteriormente, potete cercare anche Shada Moi, che tanto per esagerare. Cosa significa questo? Perché l'hai fatto per me, per una ricerca ulteriore di Sammy Moi Varin? è il mio cognome. Capite che voi dite, questa è la solita radio che trasmette i soliti artisti, la solita musica. No!
Mai! Noi siamo diversi. Signori, Shada Moi, che si chiama proprio così, parenti francesi, cinesi, dove No, io sono italiana. È italiana, parla italiana, È tutto particolare nella mia famiglia. particolare e ci ha fatto sognare, dal palco del Cantabrianza, perché hai cantato un pezzo difficilissimo, ammettilo. Nessun dolore, ma io l'ho scelto proprio perché mi permetteva di far uscire fuori la mia voce ed esprimere le emozioni. È proprio il mio percorso, come lo sto strutturando anche come artista che vuole creare proprio i suoi inediti. Vorrei proprio utilizzare la voce per esprimere le emozioni, e tirarla fuori, in un modo proprio, dirompente diciamo, perché, secondo me è uno strumento molto valido ed è esattamente quello che mi fa sfogare dell'ambito musicale. Quindi questo è quello che E la dovete vedere questa sera alle 21 su Rete 55, la vedrete come non mai, soprattutto perché il pezzo storico di Lucio Battisti è stato poi interpretato da Giorgia e l'ha interpretato in una maniera pazzesca. Beh, signori, Sada è stata brava, non possiamo dire come Giorgia, però possiamo dire che hai sfiorato le note di Giorgia come nulla fosse e hai strabiliato la giuria, eravamo tutti lì, "Ah, senti un po' che roba", quindi veramente i complimenti da parte di tutti ringrazio noi. Da tantissimo. Voghera in provincia di Pavia, anche nel tuo caso cosa stai facendo? Perché la sensazione che ho io è che tu hai già, come si può dire, un po' le mani in pasta con, le produzioni, con il canale YouTube, a differenza, delle tue compagne di quest'oggi che magari sono meno presenti o che io ho visto di meno, nel tuo caso ho cercato, ho trovato un canale YouTube addirittura. Allora, nascendo come interprete ho partecipato a molti concorsi e per quello ho postato varie esibizioni sui miei social, per quello comunque mi potete trovare sia su Instagram che su Facebook che su YouTube. Però ovviamente sto cercando di formarmi il mio percorso come artista indipendente e per questo motivo ci sono già cose in pentola, sto già lavorando a dei progetti miei, per cui vi invito a seguirmi se volete sapere il seguito e comunque spero di avere altre occasioni e, incontrare altre persone con cui collaborare perché a me piace un sacco provare cose nuove, collaborare con gente diversa. È minimo e piace anche a noi ascoltare le vostre voci splendide. Tra poco ripeteremo dove trovare queste nuovissime artiste. Adesso ci sentiamo questo pezzo che Shada ci ha lasciato. Cos'è? Si chiama Shell ed è un'anteprima questa. Se volete appunto saperne di più, posterò degli aggiornamenti nei prossimi giorni per quando la pubblicherò. Questa è un assaggio di quello che vorrei fare. Ah, come mi piace quando ho le cose in anteprima. Signori, Shada con Shell. Non c'è da nessuna parte questa, non c'è, ce l'ho soltanto io. Esattamente. Senti.
Musica indipendente, musica introvabile. Sì, perché ce l'ho soltanto io in questo caso. Io sono contento quando mi danno le cose in anteprima. Abbiamo ascoltato la numero 1 del Cantabrianza, Sciada con Shell. Uno dice, perché le cose così? Ed è apparso il patron del Cantabrianza, signori, Dino Angelini. Ciao a Applauso a tutti. Dino Angelini. Ciao. Hai preso fresco l'altra sera, lo so, faceva freschettino No, alla c'era finale. un vento che era micidiale. Per fortuna alla fine si è tutto calmato. Vabbè, perché... mal di schiena l'ho avuto io, non tu. Ah sì, ma povero adesso, il mal di schiena del Dino Angelini, eppure alla fine sono arrivate fuori 3 voci splendide. Hai visto che 3 belle voci che ti ho portato? Veramente, Tra soprattutto... cui abbiamo fatto il giro. Lei è provincia di Como. Lei cos'è? Varese, certo, e lei Pavia. è vero. Ma soprattutto, ripeto, gente che ha voglia di scrivere anche musica, di interpretare, che non usa l'autotune. Cioè, ragazzi, questa è una cosa bellissima. Cioè, no, non sentite il bisogno di modificare la vostra voce. Questa è una notizia che ci dà ancora da sperare. Scusa, se usavo l'autotune mica li invitavo ai tempi del jukebox. Applauso a Dino Angelini, signori, assolutamente. Loro non ce l'hanno quella scatoletta, non c'è. Io l'ho cercata sotto il mix, ce l'aveva in tasca. Dovevi usarla tu quando hai fatto la padana. Ci mancava solo quello, ragazzi. Ci mancava. Vi dirò un giorno che anche il sottoscritto ha fatto una canzone che si chiama La Padania, che la trovate su YouTube. Non l'ho mica detto. Dino, com'è stata la finale del Cantabrianza, che questa sera potrete vedere su Rete 55 alle ore 21? Ecco, ti do una news su Rete 55, canale 88, ma si vede anche tutta la Svizzera. Urca, e questo è bello perché abbiamo un fracco di ascoltatori in Svizzera. Chi ha la Swisscom vede Rete 55 questa sera, perché in Svizzera non è come in Italia. No, bisogna avere la Swisscom. La Swisscom o Swiss TV, sono quelle due, come Sky o ci sono arrivato, ci ho messo un po', ci sono arrivato. Che dacci una tua fotografia mentre stiamo vedendo le fotografie del Cantabrianza. Vabbè, di quella la fotografia, tu eri in giuria, mi sembra che avete votato anche abbastanza bene. È vero, soprattutto perché non c'è stato nessun reclamo e tutto. Poi chiaro, non è che possono vincere normalmente tutti. Ci si azzuffa alla fine invece no, stavolta non c'è stato sangue, non c'è stato nulla, per cui eravamo tutti d'accordo. No, è andata benissimo, i ragazzi sono stati tutti bravi. Mi ha detto che c'era un audio che si sentiva da Dio, sì, molto bene. È vero. Perciò devo dire, poi ragazzi, tu sai che non faccio la selezione, è solo su inviti al Cantabrianza. Perché tanti mi scrivono: come faccio per partecipare? Come faccio? Non c'è iscrizione così, è solo su inviti. E quest'anno io ho invitato 12 cantanti, che ne mancava una che non stava bene, era letta con l'influenza. Però nell'insieme devo dire che è andata bene. E io continuo a ripetere, perché ogni tanto mi vengono a chiedere ma quanto si pagherà per partecipare a queste selezioni del Cantabrianza? No, perché a me hanno chiesto soldi, eccetera. Diciamolo, Dino Angelini, dai, la cifra, quanto si paga? Dai, mettila qua sul tavolo. Zero? Il Cantabrianza, da quando è iniziato, da 38 anni, non ha mai pagato nessuna iscrizione. Tutti mi dicono: pensi che facevi pagare 10.000 lire all'ora e 10 euro adesso, avevi un bel gruzzoletto da parte. Infatti, e invece signori, Dino Angelini lo fa per voi, per darvi un'opportunità diversa nella vostra vita quotidiana, soprattutto una valvola di sfogo per i giovani importantissima. E con il Cantabrianza ci si fa notare e si fa anche strada, se vuoi ricordare qualche artista che c'è passato dal Cantabrianza. Allora, c'è passato Morgan, che quello quello che è stato più, poi Simone Tomasini, che salutiamo, spesso lo sentiamo. Poi ci sono altri ragazzi che sono in giro a cantare, tipo Cristian Sacchetto, che faceva parte dell'orchestra di Radio Z. Adesso non lo so se va in giro ancora. Comunque tanti sono in giro a suonare, perciò bene. Poi così. ti do una news: adesso ci sarà la storia del Cantabrianza.
Oh, è fantastico. Quindi andrai a beccare anche No, tutti i video io, tutti Ah, i c'hai video i delle video, finali, ragazzi! tutte ce li ho. Allora signori, non perdete l'appuntamento su Rete 55 questa sera con la trasmissione del Cantabrianza, ma anche le trasmissioni del Dino Angelini. Hai già il giorno in cui andrai in onda? Allora, ai tempi del jukebox, le registrazioni iniziamo il 17 di ottobre alla Taverna dei Sapori a Monza. Tutte scuse per mangiare e bere, chiaramente, un posto dove si mangia Stasera molto. vado là. Sì, è un caso, chiaramente, è un caso. Mangia, beve e Oh. poi ma registriamo qualcosa, dai. E poi partirà anche l'altro programma, Il palco è tuo, quello che conduce il Gatto Pancieri. Grande gatto. E poi c'è il video jukebox, ci sarà Chi tocca sempre con. C'ho 4-5 programmi da far partire. Cioè, capite signori cosa si fa per la musica, per dare una marcia in più ai giovani, ma non soltanto ai giovani, perché in chiusura ricordiamo a Dino Angelini che c'è anche un Cantabrianza Senior, come si chiama? Cantabrianza Ho Senior. azzeccato, ho sparato a caso, ma guarda, un po' male Sì, ho dato il nome. Cantabrianza 6 però lo faremo l'anno prossimo. L'anno prossimo, No, quindi adesso non è detto che ho mi già iscrivo troppe anch'io, cose. non è detto Potresti magari. partecipare. Poi vinco, mi spiace rubare il allora. posto. Signori, grazie Dino Angelini, e chiaramente il patron di Cantabrianza lo trovate facilmente dappertutto, ma ricordiamo a queste giovani voci che sono venute a trovarci da mezza Lombardia dove si può seguirle e in questo caso magari anche ascoltare. Te lo dicono loro. Certamente. Partiamo dalla vincitrice. Dove ti troviamo? Allora, su Instagram come xada.official, però in generale nei social ci si può trovare come Xada o come Shadamoi. Questo è il mio nome, è vero, quindi potete trovarmi. Non in è tutti e due colpa i modi. sua, ricordiamolo, è scelto dal papà, però quando la trovate poi chiaramente è roba buona e soprattutto sono artisti che hanno bisogno del vostro sostegno. Abbiamo Corinna con la Y. Mi trovate su Spotify, Instagram, Facebook, YouTube con Corinna scritto con la Y. Approfittate di chi ha voglia di scrivere, di trasmettere emozioni e ha scritto appunto l'inedito. E infine Carola Lovati, la più difficile, attenzione, questa non ce la farete a trovarla, ma provateci lo stesso. Ha un senso di per sé, il mio nome su Instagram Sicuro. è CJ, scritto esattamente come l'ho pronunciato. CJ, Esatto. cioè come la pronuncia? Quella J? S.igei, CJ. Va bene, sì. È sostanzialmente lo spelling in italiano delle iniziali dei miei 2 nomi. C è la C, Carola, e J è la J di Josephine. Io non commento, signori, però poi mi riascolto la puntata e cerco di capire meglio. Si scherza, ma non troppo, ragazzi. Queste potrebbero essere veramente le artiste del futuro. Carola Lovati, Corinna, Shada, un grande grazie per essere state con noi. È stato un piacerone avervi qua e naturalmente ci ritroviamo certamente su queste frequenze, perché da qui poi avrete altri inviti e i nostri ascoltatori sono curiosi di musica indipendente, quella vera, quella cantata col cuore e non per il portafoglio. Alla prossima, ciao. Grazie. Ciao.
Avete ascoltato Musica Indipendente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Come sappiamo, il presente proposta di legge prevede che la Repubblica riconosca per il 20 settembre di ciascun anno la giornata, quale giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. Io ringrazio il Presidente Moulet per la proposizione della proposta di legge, per l'abbinamento con quella della Lega, mia prima firma, e anche per quello che ha detto, per un commovente ricordo di quello che successe tramite gli scritti anche del mio conterraneo Giovannino Guareschi, la cui dignità è stata richiamata come proprio la dignità dell'Italia e degli italiani. I fatti turbolenti che segnarono l'ultimo biennio della Seconda Guerra Mondiale, quelli cioè succeduti all'armistizio dell'8 settembre 1943, aprirono una fase di guerra civile, una guerra nella guerra, potremmo dire oggi, segnata da eccidi, rappresaglie, ritorsioni, esecuzioni, deportazioni, prigionie ed episodi di guerriglia, anche e soprattutto fra italiani. Nel non facile lavoro di ricostruzione storiografica e memorialistica di quegli anni, la nostra Repubblica è sempre impegnata a non dimenticare nessuno tra coloro che subirono ingiustizie, violenze, vessazioni, che persero la vita o la sacrificarono. È quindi un gesto atteso da tempo, ma anche doveroso, quello di riconoscere ufficialmente una giornata commemorativa per quei moltissimi italiani che sono stati imprigionati e deportati nei campi di concentramento della Germania nazionalsocialista, dove molti di loro persero anche la vita, sfiniti dalla fame e dal lavoro logorante svolto a vantaggio dell'economia di guerra tedesca, o anche altri giustiziati sommariamente. Il fenomeno delle deportazioni nei campi di concentramento tedesco non solo fu molto esteso, si parla di circa 800.000 nostri connazionali, ma anche conosciuto e riconosciuto dalla memoria collettiva, ma non anche sconosciuto e poco conosciuto nella memoria collettiva, che però mancava di un riconoscimento istituzionale. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Ragazzi, siamo ancora emozionati da tutti questi ospiti che abbiamo avuto nella trasmissione Musica Indipendente. Se ve la siete persa, lo sapete, c'è la replica poi domani sabato alle 20:30 e poi su YouTube, su Facebook, ma anche semplicemente sul nostro sito radiolibertà.net troverete il podcast. Abbiamo una manciata di minuti per leggere i complimenti che sono arrivati per le nostre artiste. Luca dice: salutami la cantante Pellicano, Shada, lingua dei nativi d'America. È vero, bravo Luca, ne parlavamo prima col papà, e ringraziala per la stupenda musica che ci ha donato. Poi c'è qualcuno che se la prende con Tajani, fate bene. Tajani si sente Berlusconi 0.2, si scherza naturalmente, ci mancherebbe altro. E poi guarda, cominceremo de novo, giratelo a Salvini così forse capirà che è ora di prendere posizione su quello scemo di Schillaci, anche su queste cose, o perlomeno la Lega denuncia. Dopo tutto quello che è stato detto è come la commissione Covid, avete ragione, la commissione Covid, qui ci sono gli amici Novax che fanno la rivoluzione, in questo caso una Shura che parla per 4 minuti, un po' troppo, ma ne sentiamo proprio un minutino, tanto per dire ci ho provato. Sentiamo.
vaiolo delle scimmie, ma non finisce qui. I 2 vaccini si possono fare, secondo le indicazioni del Ministero, addirittura insieme, anzi uno su un braccio e uno su un altro. Ma dai, l'abbiamo fatto tante di quelle volte, così divertente, un vaccino qua, un vaccino là, così insomma sei più sicuro di guarire o di ammalarti. WhatsApp al 3406709 grazie a tutti coloro che ci hanno scritto complimenti per queste ragazze, però visto che ho soltanto una manciata di minuti, io leggo anche qualche appuntamento da non scordare. Dicevamo raccolte di firme pro Matteo Salvini, ma soprattutto non ce ne frega niente se vi sta simpatico o antipatico, perché lui porta avanti delle idee che sono le idee della Lega, che sono le vostre idee sul fronte immigrazione, ad esempio sul fronte sicurezza, ma tante altre cose di cui parleremo anche in questa trasmissione riguardanti il DDL sicurezza, se volete. Questo weekend ci sono gazebo in tutta Italia. Avvicinatevi al banchetto che la Lega organizza nella vostra città, nel vostro paese, e semplicemente firmate per dire: non sono d'accordo che qualcuno ci voglia tappare la bocca. Domani sabato 21 settembre a Milano, ad esempio, la mattina via Balbassore Peroni, via Oglio, via Osoppo, piazza Costantino, via Tabacchi, via Benedetto Marcello, il pomeriggio in viale Famagosta. Domenica 22 settembre si firma la mattina in viale Zara, dove c'è l'Esselunga, in piazza Udine, in via Grosotto, in piazza San Babila. Domenica 22 settembre, gazebo della Lega presso il Teatro Nuovo dalle 15 alle 18, ma questi sono soltanto alcuni esempi. Veramente in tutta Italia ci sono banchetti, guarda qua, a Vercelli, signori, dalle 15 alle 19, dalle 9 alle 13, ma ce n'è tantissime di robe, e tutte chiaramente per farvi sentire, per dire non voglio che mi sia tappata la bocca su quello che penso, non voglio essere resettato. Se poi oggi siete in provincia di Como, a Fenegrò, oggi 20 settembre arriva Aurora Lussana. Aurora Lussana presenta il libro negli aperitivi letterari quest'oggi alle ore 20, dove l'incontro si tiene presso la sala del centro polifunzionale di via Roma 22 con ingresso libero a Fenegrò in provincia di Como, per ritrovare la storica segretaria di Umberto Bossi. Il suo libro si intitola L'Umberto, ma anche ex direttrice di Telepadania e del quotidiano La Padania. 25 settembre è andata bene alla fine, la festa che si è fatta Roberto Vannacci. Quelli di Repubblica erano andati il giorno dell'apertura, che pioveva, faceva freddo, ma poi alla fine ieri al caldo c'è stata gente. Ma se volete conoscere il generale Vannacci in un appuntamento targato Lega, mercoledì 25 settembre, mercoledì prossimo alle 20:30, Vannacci sarà a Loano, in provincia di Savona, in piazza Rocca, con Edoardo Rixi per fare il tifo per Bucci, presidente. Un'altra festa della Lega, 28-29 settembre, siamo in Basilicata, signori, la prima festa regionale della Lega in Basilicata a Venosa, in provincia di Potenza. Lo Spiedo Bresciano di domenica prossima, 29 settembre, al quale non mancherà il Sammy Varin, presso il ristorante Birreria La Loggia, via Salbella 18, Rovato, in provincia di Brescia. Signori, se venite troverete anche il famoso orologio di Radio Libertà. Questo poi è veramente particolare, tutto verde, con scritto, oltre all'adesivone di Radio Libertà, con scritto: è tutto un magna magna. Solo per pochi fan della trasmissione di Sammy Varin, sappiate che è roba buona, decisamente. E poi potrei andare avanti fino a domani. Certamente ricordate che c'è la Pontida nazionale della Lega domenica 6 ottobre e che in tutta Italia, approfittando proprio dei gazebo della Lega, si possono prenotare i pullman che vi porteranno sul Sacro Pratone domenica 6 ottobre a Pontida, in provincia di Bergamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta. È un maledettissimo incubo. Faremo separare i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini, con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri. Diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà, dall'11 settembre al cinema. Dai produttori Leonardo DiCaprio e Mike Medavoy. Ozzy è anche una influencer molto famosa. Una storia sul coraggio, Tu sei l'unico che conosce la foresta. sull'avventura, sull'amicizia. Sembra divertente. Ozzy, la voce della foresta, dal 19 settembre solo al cinema. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo 3,50 € per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it. Musica indipendente, signori. Ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista assolutamente sconosciuto a livello nazionale, ma sempre
qualche cosa di particolare, qualche cosa di buono, un intento positivo, una ricerca anche musicale. Lui si chiama Enzo Schiano, vive in Germania, ma è un cantante italiano che traccia il suo percorso musicale proprio dall'amore per la sua terra, l'Italia, per le sue origini. Enzo Schiano con Aria d'autunno, e guarda caso, signori, mai come adesso c'è l'aria d'autunno in tutti i sensi, aria e anche acqua fin troppa, bella comunque come canzone, riprende anche un filone molto anni 70 secondo me, e i più anziani lo avranno percepito. Enzo Schiano, in futuro faremo 4 chiacchiere con lui perché sicuramente ha belle emozioni da raccontare. Intanto sono 6 minuti dopo le 14, buon pomeriggio Sammy Varin, siamo rientrati in Potere al Popolo e qui naturalmente ci stanno anche le vostre meditazioni tramite WhatsApp al 340 6709 659. Con chi ce l'avete? C'è questo di Bologna, l'assassina psicopatica di Traversetolo agli arresti domiciliari. Ma come ragionano i giudici, scrive Luca da Bologna. E infatti è la notizia d'apertura di tutti i siti: bimbi sepolti, Chiara ai domiciliari, uno è morto dissanguato, la madre scagionata da un'intercettazione, le chiese dell'emorragia. Questo il sito del Corriere, mentre Repubblica: Chiara Petrolini ai domiciliari per i 2 neonati sepolti, la procura, uno è morto dissanguato in giardino perché lo voleva vicino, i genitori restano indagati. Ma la settimana si riavvolge a quest'ora del venerdì grazie alla commentatrice che arriva da leggifuoco.it, che trovate in edicola anche in versione cartacea, Fuoco. Lei si chiama Chiara Soldani. Ciao Chiara! Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori. Settimana sempre densa di robe da commentare, ma vediamo dove ci porta Chiara. Uno sfregio imperdonabile verso il dramma delle popolazioni giuliano-dalmate, guarda caso nel periodo che coincide storicamente con quello dei primi infoibamenti. E ancora, senza offesa, ma sono PD nelle città che registrano il più alto tasso di criminalità e pure di clandestini. Senza offesa per voi che avete votato PD, ma avete visto la classifica del Sole 24 Ore, ragazzi, c'è da avere paura se risiedi in una di queste città, ma soprattutto se hai votato PD. Mentre le donne assassine sono protette dalla stampa. Questi pezzini che ho ricevuto da Chiara Soldani, vediamo un po' dove ci porta. Chiara. Grazie Sammy, devo dire che se vogliamo trovare un filo rouge, un filo conduttore tra tutte queste notizie, ovviamente mi accodo anche a quanto detto da Luca da Bologna e sono totalmente d'accordo con lui riguardo appunto all'episodio dei neonati seppelliti. Io credo che sia davvero la disumanità un po' il fattore che accomuna questi misfatti, questa cronaca terribile della quale ogni settimana dobbiamo chiaramente parlare e meditare insieme. Chiaramente di fronte poi a quelle che possono essere misure cautelari e quant'altro, io penso che la disumanità, la crudeltà non possa che beccarsi un ergastolo morale a vita, fino all'ultimo giorno ovviamente di vita di chi compie degli atti imperdonabili e inaccettabili, soprattutto, permettimi di dire, nei confronti dei bambini. E questa insomma è una mia personalissima riflessione, con tanta rabbia, con tanto dolore, perché ci rendiamo conto di quanto la vita ormai sia diventato qualcosa del quale si può discutere tranquillamente. L'aborto è praticamente la prassi, è la normalità, quindi nel mondo al contrario del quale giustamente ci ha raccontato Roberto Vannacci, insomma ci troviamo veramente a fare i conti con tutto quello che è sovvertito, quindi la morte chiaramente è giustificata rispetto alla vita, la crudeltà possiamo giustificarla perché ci sono disturbi, la psicologia che trova sempre delle giustificazioni plausibili e quant'altro, ma dall'altra parte ci sono le vittime innocenti e c'è ovviamente una verità che cerca sempre giustizia. Però facendo un po' il punto, diciamo, della situazione, rimettendo un po' in ordine tutti i vari pezzi del nostro
pomeriggio insieme parliamo appunto di un caso del quale si è parlato pochissimo, perché giustamente se non si tratta di patriarcato è bene tacere, o comunque se la vittima è un uomo tutto sommato possiamo fregarcene. È stato il caso di cronaca Boscaro-Caruso. Nel 2022, il 25 settembre, Valentina Boscaro, fidanzata di Mattia Caruso, lo accoltella al cuore, giustificandosi dicendo che la relazione fosse diventata insopportabile, violenta e quant'altro. Cosa succede? Succede che in queste ultime giornate ci sono stati degli aggiornamenti su questo fronte. La giovane è stata mandata ai domiciliari con il braccialetto e ovviamente era detenuta presso la casa circondariale di Montorio a Verona, però insomma ora può godere di una notevole libertà, e stiamo parlando di una che consapevolmente ha ucciso il fidanzato accoltellandolo al cuore. Ecco, quindi ribadiamo effettivamente poi quanto accaduto. L'accusa è quella di omicidio volontario aggravato con il rapporto affettivo. Erano stati commissionati 24 anni. Ovviamente staremo a vedere, perché la donna ha una bambina molto piccola e quindi insomma questo è motivo ulteriore per lasciarla a casa. Non potrà utilizzare smartphone e PC. Diciamo che rispetto alla morte di una persona mi sembra veramente irrisorio questo fattore, e ovviamente c'è lo sconcerto da parte della famiglia del ragazzo, che dice: lei non si è mai pentita, una donna fredda e crudele. Chiaramente se ci fossimo trovati di fronte a un femminicidio, la stampa avrebbe trattato tutto questo in maniera diversa. Con questo, ribadiamo, non esistono morti di serie A e di serie B. I femminicidi vanno denunciati, ma vanno denunciati anche questi episodi che vedono vittime gli uomini, e sono molto più di quanto si possa immaginare. Ovviamente ci sarà la Cassazione, speriamo che almeno in quella sede venga fatta giustizia, soprattutto per la famiglia di Mattia. Milano, la città più violenta. Ogni settimana facciamo un po' il bollettino di guerra per quanto riguarda Milano e quello che accade. C'è appunto questo report di Sole 24 Ore che ci aggiorna su questa classifica chiaramente di disonore, insomma decisamente preoccupante. Sono praticamente tutte città a guida PD, probabilmente è una coincidenza, forse l'elemento che accomuna tutto questo è proprio un disinteresse sul fronte della sicurezza. La criminalità è appunto il parametro di riferimento di questo report di Sole 24 Ore. A Milano si registra un aumento del 4,9% dei reati denunciati, seguono Roma e Firenze, e abbiamo detto appunto a guida PD. Peraltro c'è anche una correlazione tra la diffusione della cultura woke, che denunciamo molto spesso anche nella nostra rubrica, e i crimini, quindi l'aumento e il tasso della criminalità. Un esempio emblematico ovviamente è quello di Londra, ultra progressista, dove la cultura woke insomma la fa da padrona. Quanto accaduto a Firenze, gravissimo, stiamo parlando dell'episodio che è stato denunciato il 15 settembre, spregio alla memoria di Norma Cossetto. È stata distrutta appunto in via Esonso la targa commemorativa in marmo dedicata alla martire delle foibe istriana, la 23enne Norma Cossetto, appunto, che era anche medaglia d'oro al valore civile, tra l'altro. Insomma, devo dire una ragazza meravigliosa, una delle tantissime vittime delle foibe, delle quali giustamente non si parla, sempre per i soliti motivi che ai noi conosciamo molto molto bene. Come giustamente dicevi, Sammy, questo è un periodo particolare, lo denuncia l'Unione Istriani, perché si erano registrati appunto nel 1943 i primi foibamenti, e puntualmente i negazionisti pensano bene di perpetrare questi atti vandalici. Non è stato peraltro il primo episodio, e a denunciare il tutto, il gesto ignobile, è stato il segretario comunale Lega Firenze Barbara Nannucci. Diciamo che il valore della memoria è inestimabile, e questi episodi, dei quali al TG per esempio non ho personalmente sentito parlare, invece noi dobbiamo parlarne, perché il valore della memoria lo dobbiamo sempre tenere vivo e tenere a mente. E infine, in chiusura, riprendiamo un po' il discorso della violenza e soprattutto della trattazione che se ne fa in sede social, ma soprattutto in sede appunto di stampa nazionale, violenza nei confronti degli uomini. Allora, ribadiamo che ci sia tra l'altro la presenza, per fortuna, di centri per l'ascolto e per l'accoglienza, diciamo così, di uomini vittime di violenza, di padri single che si trovano in situazioni di estrema difficoltà.
Ci sono per esempio l'associazione AVU a Catania, Associazione Violenza sugli Uomini, c'è l'associazione Anchira che sostiene gli uomini che subiscono vessazioni e qualsivoglia forma di violenza, e a differenza dei centri che accolgono le donne, questi centri sono aperti anche alle donne, quindi c'è veramente una voglia di dire: questa battaglia contro la violenza dobbiamo appunto combatterla insieme. Il fenomeno delle violenze perpetrate dalle donne nei confronti degli uomini è ovviamente sommerso, nel senso che non se ne parla e c'è anche questa reticenza nel denunciare, perché uno dice: tanto se non mi crederanno che cosa denuncio a fare. E c'è un sondaggio piuttosto recente che proviene dal Regno Unito del 2023 dell'Office for National Statistics, che dice: una vittima di violenza domestica su 3 è un uomo. Non se ne parla, noi ne parliamo, insomma ne ho avuto modo di scrivere, però dobbiamo tornare su questo tema perché purtroppo è un fenomeno sempre attuale, insomma a dispetto del politicamente corretto la verità sta da tutt'altra parte. Avete capito, signori? A dispetto del politicamente corretto, questa è la controinformazione di Radio Libertà. E non pensiamo di avere la verità in tasca, ma pensiamo di dire cose che gli altri non possono o non vogliono dire. Ringraziando anche questa settimana da leggifuoco.it, anche in versione cartacea si chiama Fuoco, grazie a Chiara Soldani. Grazie a te Sammy, grazie a tutti e un buon fine settimana. Buon fine settimana Chiara Soldani, anche Chiara sarà a Pontida il 6 di ottobre, mi raccomando, lo dico per chi magari vive su Marte appena passato dalla Terra, prenotate il pullman che domenica 6 ottobre vi porterà sul Sacro Pratone, ci saremo anche noi di Radio Libertà con uno gigantesco stand con le nostre magliette, i gadget, gli orologi di Radio Libertà, i portachiavi in legno con scritto proprio col fuoco Radio Libertà. Sono una roba veramente, ma soprattutto è bello rincontrarci tra ascoltatori e incontrarvi anche tra di voi. Quindi 6 di ottobre dalle 7 del mattino cercate il Sammy Varino allo stand di Radio Libertà presso il Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo. Siamo alle 14:18, lo sapete, e a quest'ora del venerdì noi riavvolgiamo il nastro per sentire i commenti alla settimana da parte di voci assolutamente fuori dal coro, come lo sono gli amici di informazionecattolica.it, da cercare semplicemente su Google o anche su Facebook, basta scrivere Informazione Cattolica. Grazie per essere con noi, anche oggi c'è Pietro Licciardi. Un salutone a te, Sammy, e come sempre a tutti gli ascoltatori. Allora, visto che l'anno scolastico è cominciato, la prima segnalazione per l'articolo dedicato proprio alla scuola, che anche quest'anno rappresenta per le famiglie un salasso. Secondo l'agenzia ANSA, l'esborso medio sarà di 800 euro, in gran parte dovuto al costo dei libri. Almeno fosse un buon investimento per il futuro dei figli, ma a quanto pare non è più così, stando ai rapporti OSCE, PISA, Invalsi, che ci dicano ogni anno come i nostri ragazzi hanno difficoltà a leggere testi un po' complessi e se li leggano non li capiscano. Noi, ex alunni diversamente giovani, ci ricordiamo quando andavamo alle elementari con solo 2 libri, quello di lettura e il sussidiario, e in quinta elementare sapevamo quello che oggi non sanno i ragazzini in terza media. Informazione Cattolica aveva suggerito al neogoverno Meloni di por mano con urgenza a una riforma della scuola, magari tornando al modello Gentile. In alternativa, oggi invitiamo le famiglie, per il bene dei figli, a prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di istruire ed educare i giovani a casa propria con la cosiddetta homeschooling, che anche in Italia sta crescendo. Nell'articolo un link dove spieghiamo cos'è l'homeschooling. Matteo Castagna si chiede come affrontare il periodo di conflitti economici, problemi morali, di istruzione e morte che stiamo attraversando. Nel cercare una risposta, Castagna cita Marc Bloch, che fu uno scrittore francese assai fecondo,
il quale nei suoi libri intraprese un lungo viaggio nell'epoca da cui nasce buona parte del moderno pensare, fare, costruire, ovvero il Medioevo. Per Castagna la mentalità di oggi è opposta a quella medievale, in quanto priva di punti di riferimento, non ha idee oppure chiama bene il male e viceversa. I cattolici e gli studiosi del nostro tempo sono costretti a riconoscere che la sovversione e i suoi prodotti hanno cancellato la memoria storica per presentarci un passato dove Dio è morto e l'uomo si fa Dio di se stesso, dal Rinascimento al Risorgimento, in un calderone di false aspettative, falsi principi e illusioni, che infatti demonizza il Medioevo perché culla e splendore della civitas cristiana. Insomma, per farla breve, Dio esiste al di sopra e indipendentemente da ogni altra cosa, e solo avendo questa consapevolezza nell'anima ogni cosa può risolversi e si dà un vero senso alla storia, perché la vita eterna si guadagna innanzitutto qui sulla terra. Adesso invito a partecipare sabato e domenica a Bergamo al primo festival distributista italiano dal titolo La via d'uscita dallo stato servile, il pensiero politico di Chesterton, Hilaire Belloc e padre Vincent McNabb. Il distributismo è una interessante teoria economica alternativa al capitalismo e al comunismo che, secondo Belloc, portano la maggioranza a vivere nella condizione che lui chiama stato servile, in una forma di stato e di economia ad opprimere il popolo e l'elite economica, nell'altro l'elite politica. Nel distributismo si propone invece un modello nel quale la maggioranza possa essere proprietaria dei mezzi di produzione, il che richiederebbe un sostanziale ritorno alla vita rurale. Comunque il distributismo è molto più articolato e affascinante e quindi invitiamo a partecipare, lo ripeto, domani e dopodomani a Bergamo, presso la sala Galmozzi, Biblioteca Caversazzi di via Torquato Tasso numero 4, a partire dalle 9:30. Passiamo a Daniele Trabucco, che invece spiega molto bene che la legge naturale è radicata nell'essenza di ciascuna persona umana e non può essere modificata da alcuna autorità, né può subire cambiamenti in se stessa. La legge naturale, per capirci, è quella che stabilisce che la vita umana è intangibile e che non si può uccidere un altro essere umano. Se si nega la legge naturale, si instaura un'etica della situazione, così la definisce Trabucco, che è cara al progressismo di sinistra e ad un certo cattolicesimo alla Don Milani, dove in nome di un'eguaglianza omologatrice e livellatrice e di un vago principio di non discriminazione si accoglie una concezione della natura in senso materialistico, biologico, meccanicistico o la si degrada al naturalismo. Insomma, l'articolo è da leggere. David Romano invece scrive un'interessante pagina dedicata all'infanzia di un tempo che fu, ovvero la nostra e la sua. L'infanzia di persone che hanno vissuto in un mondo non ancora alla rovescia, in cui essere ragazzetto, scrive Romano, era una sorta di campo di prova per l'adulto che saremmo diventati e che ancora oggi illumina come un faro le nostre ore più buie. Nostalgie di anziani avviati verso il tramonto? Neppure per idea. Semmai l'invito rivolto specialmente ai giovani di oggi a riscoprire il senso di una vita che può essere pienamente vissuta fuori dal grigiore e il non senso odierno. Andrea Serra parte dalle recenti alluvioni dovute al maltempo per ricordare che l'Italia è una nazione idrogeologicamente fragile, in cui è da prima della tragedia del Polesine del 1951 che si verificano disastri. Oggi c'è l'alibi del cambiamento climatico, il mantra col quale si evita di individuare i responsabili della mancata realizzazione o manutenzione delle opere idrauliche o la cementificazione delle aree a rischio. Quindi certi ambientalisti da salotto farebbero bene a lasciar perdere certe favolette climatiche per dedicarsi a battaglie più realistiche, come la richiesta di politiche efficaci
per la salvaguardia del territorio. Infine, l'intervista a Maria Rachele Ruiu di Pro Vita e Famiglia, associazione che ha denunciato come la sinistra Unione Europea ha finanziato ben 265 progetti LGBT, con i quali indottrinare giovanissimi, giovani e persino docenti, progetti finanziati con un fiume di soldi sfilate dalle nostre tasche già approvate di contribuenti e magari negati a progetti ben più utili alla collettività. Chiudo questa rassegna ricordando di acquistare su Amazon la fantastica trilogia delle verità scomode di Informazione Cattolica, una scorrettissima rassegna di articoli su etica, bioetica, storia, geopolitica e chiesa, che dal 2020 denunciano questo mondo al contrario. Ogni riferimento al generalissimo non è casuale. Se vi è piaciuto il suo libro, a maggior ragione vi piacerà anche la nostra trilogia delle verità scomode, in vendita su Amazon, dove da pochi giorni è disponibile anche il secondo volume. E con questo, caro Sammy, anche questa settimana è tutto. E come potremmo fare senza Pietro Licciardi, senza la controinformazione di informazionecattolica.it? Anche questa settimana ne avete sentite delle belle. Grazie davvero Pietro Licciardi, buon weekend e alla prossima. Grazie a te Sammy, un salutone a tutti gli ascoltatori. Sempre un piacerone avervi ospite, sempre un piacerone chiaramente colloquiare anche con voi ascoltatori. Stanno arrivando WhatsApp, certamente l'alluvione in Emilia Romagna, i siti internet proseguono nella polemica che abbiamo lanciato noi per primi, è chiaro, col dispiacere di un momento veramente terribile, però tutti ci siamo chiesti com'è possibile che sia accaduto nuovamente. Persino Repubblica se lo chiede, alluvioni in Emilia Romagna, i lavori annunciati e mai fatti. Chi ha sbagliato? Perché? Dove sono finiti i soldi? Ma io aggiungo anche, visto che stanno litigando di chi è la colpa e litigano tra chiaramente il governo e le autorità locali, i sindaci e il presidente della regione Emilia Romagna, che non c'è, adesso si trova in Europa, fa un altro lavoro e allora c'è la reggente e i sindaci dicono che sì, i soldi erano arrivati, ma per spenderli dovevano parlare con Roma e a Roma c'era una burocrazia pazzesca. Io nella mia infinita ignoranza dico una cosa: ma se ci fosse stata l'autonomia differenziata, che forse magari saremmo riusciti ad accelerare questi lavori che invece sono stati cominciati soltanto neanche quello, Questa è una mia sensazione che ho, ma chissà. Fatto sta certo che persino Repubblica la mette giù dura. A Faenza, dove si erano illusi di fermare l'onda con un muro, l'avete visto? Il muro di cuboni di cemento armato messi uno sopra l'altro la sera prima, è arrivato Fiume e ha sbattuto giù tutto quanto. A Traversara, il risveglio drammatico dopo l'alluvione, case distrutte, fango e disperazioni. Assicurazioni per terremoti e alluvioni, il governo verso l'obbligo anche per le case. Che vi dicevo? C'è l'obbligo per le aziende di assicurarsi, adesso è chiaro, l'obbligo sarà anche per tutti quanti noi, almeno chi si trova in una zona pericolosa. Insomma, non mi sembra una cattivissima idea. Passando al sito del Corriere, sempre su questo argomento, scendendo più in basso, bisogna scendere parecchio in basso, ci sono altre notizie più importanti secondo il Corriere. Alluvioni in Emilia Romagna, nessun disperso, e questa sarebbe una notizia bellissima. Priolo, che è la reggente e che governa l'Emilia Romagna in questo momento, lo sapete, si va a elezioni tra circa 2 mesi. Mattarella mi ha chiamato, Meloni no. Meloni, per favore, chiama la sciura Priolo, perché questa si offende. Sai come sono fatti quelli di sinistra, vogliono sempre maestrini, chiama la Priolo.
Cioè l'ha chiamata Mattarella, guarda caso, e la Meloni non la chiama. Per favore, chiamala subito. Si scherza, si cerca di sdrammatizzare il momento e l'incazzatura, ti immagini, per chi aveva appena restaurato, messo a posto la casa andata sott'acqua 1 anno e pochi mesi fa, e adesso nella stessa identica situazione. Mi fermo per qualche istante, c'è Acerbis e poi il Qui Parlamento, perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ben ritrovati cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Tra i prodotti importanti che noi stiamo preparando per l'autunno e l'inverno spicca, 18 anni che noi ce l'abbiamo, ve lo proponiamo, quindi non è una cosa nuova, una cosa importante, sempre molto interessante. Il nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. Parentesi, noi siamo distributori unici del nostro sciroppo per tutta l'Italia. Non cercatelo perché non lo trovate. Quindi parliamo di un prodotto molto importante che all'interno del 20% di bava di lumaca, il principio attivo della bava di lumaca, il timo, la verbena, l'altea, il papavero. E che cosa serve? Per calmare la tosse grassa, la tosse secca e fluidificare il catarro in eccesso. Quando non sono malattie, il catarro, la tosse non sono malattie, sono mali di stagione che però insomma col tempo rompono un po' i maroni. Detto questo, cosa vi devo dire? Noi lo stiamo preparando, il Bronco Free. Se lo volete, 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Come si assume? Prima di coricarsi sarebbe meglio, poi sulla boccettina c'è il misurino. Voi ne prendete un misurino, andate a fare le nanne, la bava di lumaca, i suoi principi attivi, fluidifica il catarro, lo rende molto più morbido e voi, per facilitare l'espettorazione, voi la mattina tossite 3 colpi di tosse e eliminate il catarro in eccesso. Il timo, la verbena, l'altea e il papavero sono coadiuvanti per la tosse, sono erbe importantissime che vi fanno calmare, quindi dormite anche meglio. E chi dorme bene di notte è meno di giorno, avete capito. Quindi attenti, però cosa succede? Non è che io trovo il timo, la verbena, l'altea, il papavero, la bava di lumaca così. Sono prodotti importanti e devono avere dei principi attivi importanti. Se lo volete, chi lo conosce già, chi lo prende ormai da 18 anni, io quest'anno faccio il prezzo dell'anno scorso. 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Chiamate 030 68 40 408. Quindi Bronco Free, la ricetta antica delle Alpi, bava di lumaca e timo verbena, altea, papavero, il resto non ve lo dico perché la concorrenza mi sta ascoltando. 57 euro, siete a posto, tosse grassa, tosse secca, catarro, anche chi fuma tanto, gli ex fumatori, insomma 030 68 40 408. Dite ascolto Radio Libertà, il trasporto per voi è gratuito. Alla prossima. Qui Parlamento. 5 minuti con l'onorevole Rossano Sasso. Buon pomeriggio Rossano. Buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere con noi. Stiamo inquadrando la copertina del settimanale L'Espresso che oggi titola SOS Scuola. La scuola è una barca nel mare in tempesta che naviga nonostante tutto, quindi Rossano, poteva andarci peggio. Fatto sta, insomma, che sei fresco di approvazione in Commissione Cultura della tua risoluzione anti-gender, ma anche del DDL Sicurezza, signori, che stiamo pubblicizzando come non mai perché ci sono dentro cose importanti. Si parla anche della riforma del voto in condotta. Cosa si sta muovendo sul fronte scuola? Beh, che ne pensino i giornalisti dell'Espresso, la scuola assolutamente va avanti, certo ci sono tanti problemi, tante difficoltà che non si possono cancellare in pochi anni di governo, ma nell'ambito di quella che è una piccola rivoluzione culturale che la Lega sta portando, vogliamo il ripristino della cultura del rispetto. Lo abbiamo già fatto con una legge della Lega, ricorderai, a mia prima firma, che andava a inasprire le pene per chiunque usi violenza nei confronti di un insegnante. È stata approvata qualche mese fa e comincia a sortire già i primi effetti. Adesso però stiamo pensando anche al voto in condotta. Abbiamo iniziato l'analisi degli emendamenti ieri, e tra martedì e mercoledì contiamo di
approvarlo in via definitiva perché è già stato approvato al Senato. E ci sono alcuni concetti semplici, basilari, del tipo che se vai a scuola e spari dei pallini di gomma in testa ad un insegnante, becchi 5 in condotta e col 5 in condotta dal corrente anno scolastico si viene bocciati. Se chi fa ad esempio un'occupazione al termine consegna la scuola con dei danni, prende 5 in condotta e poi paga, perché siamo stufi di vedere le scuole occupate, devastate, poi deve esserci la comunità a rimetterci, ma saranno il caro papà e la cara mamma che evidentemente non hanno educato a dovere il proprio figliolo, che a scuola chi rompe paga. Ecco, di fronte ad alcuni concetti molto basici come quelli che ho appena enunciato, la sinistra sta attaccando la solita manfrina del ritorno del fascismo, come se chiedere un po' di buona educazione fosse apologia del fascismo, di una scuola autoritaria e non autorevole, come se il rispetto delle regole fosse foriero di chissà quale dittatura. La bella notizia è che la stragrande maggioranza degli insegnanti, anche di quelli che non sono di destra, di quelli che non votano la Lega, e dei genitori, stesso discorso, approvano questo tipo di modifica, anche perché se non si insegna fin da giovane età il rispetto delle regole, il rispetto dell'autorità, che è un principio della nostra democrazia, e il rispetto del vivere civile, se non ci pensa la scuola, se la famiglia non è capace, ditemi voi quali cittadini dovremmo sfornare. Ecco spoilerate le novità sul fronte scuola. Non possiamo che ringraziare il deputato della Lega, Rossano Sasso. Grazie Rossano, buon weekend. Grazie anche a voi. Qui Parlamento.
Roba buona è Sting, ragazzi. Io trasmetto solo musica indipendente, però ogni tanto faccio qualche strappetto alla regola quando c'è altissima qualità anche nelle novità. I Wrote Your Name, Sting, qui canta, suona il basso e la chitarra elettrica. Che volete di più? Trovate tutto anche su YouTube. 14:41, ancora il buon pomeriggio. Sammy Varin, potere al popolo. Abbiamo 20 minuti a disposizione, sfruttiamoli entrando in onda allo 02 9294 7222 o inviando WhatsApp al 340 6709 659. Sammy Varin vi ascolta, ma attenzione, abbiamo Matteo Salvini che ha qualche cosa da dirvi. Sul cursore e ascoltiamo Salvini. Grazie. Messaggi su Instagram, Facebook, TikTok, X, tantissime mail, tantissima gente che mi ferma e mi dice: Matteo, non mollare, non solo non mollo, ma andiamo avanti ancora con più determinazione. Ad esempio, nelle ultime ore abbiamo portato a casa dei risultati concreti che cambiano in meglio la vita degli italiani per quanto riguarda la sicurezza. Il carcere per le donne che usano la gravidanza o i bimbi piccoli per rubare e rapinare, spesso rom, spesso zingare, e quindi stop con questa vergogna e andiamo a salvare quei bambini. Per quello che riguarda gli occupanti abusivi delle case, sgombero immediato e carcere anche per loro. E per quello che riguarda pedofili e stupratori, finalmente il via, battaglia storica della Lega, un tavolo per arrivare alla castrazione chimica. Quindi non solo manette, insulti o processi non ci fermano, ma noi andiamo avanti spediti. Vi aspettiamo in questo e nel prossimo weekend in oltre 600 piazze italiane per dei gazebo in cui potrete firmare per ribadire che difendere i confini non è un reato. E poi domenica 6 ottobre una grande giornata di libertà, di sicurezza e di giustizia, la giustizia quella vera, a Pontina. Grazie, io non mollo, soprattutto se ci siete voi. È minimo che ci siamo, questo è l'appello di Matteo Salvini che verrà diffuso per tutto il weekend anche su queste frequenze, ma avete capito, nel vostro paese, nella vostra città, se andate a messa questa domenica, occhio al gazebo. Certo, la Lega avrà decine, centinaia di gazebo in tutta Italia per farvi firmare dicendo: noi non ci stiamo, che ci venga toppata la bocca. Queste sono le nostre idee, queste sono le cose in cui crediamo, questa è la nostra politica democraticamente decisa e portata avanti dalla Lega, da Matteo Salvini. Vogliamo proseguire ad avere delle idee che possono piacere, non piacere, ma che sono sempre idee. Firmate al gazebo della Lega questo è il prossimo weekend, ma chiaramente per tutti coloro che sono impossibilitati, andando sul sito della Lega, legaonline.it, potete fare tutto quanto elettronicamente. Poi anche questa è bella potente. Paolo Borchia, che è il capogruppo della Lega in Europa, insomma, ce lo spiega chiaramente: contro l'utilizzo delle armi italiane per scopo offensivo. E la notizia passata molto sottotono, perché ci sono cose più importanti, più urgenti certamente di cui discutere, e già è proprio che potranno essere utilizzate armi europee per sparare alla Russia sul territorio russo. La Lega ha detto no. L'Italia ha detto no, se quanto gliene frega, e il resto dell'Europa, gran parte dell'Europa ha detto sì. Che cosa sta per accadere? Qualcuno qualche idea ce l'ha. Tra le segnalazioni targate Lega che girano in rete, quella di Susanna Ceccardi da Il Giornale: al liceo arrivano i bagni gender neutral, è bufera a Trieste. Proprio a Trieste poi effettivamente, a Trieste fin storicamente la spiaggia era divisa, vi ricordate? Tra uomini e donne, e a Trieste è arrivata la trovata walk del liceo scientifico Galileo Galilei, la toilette senza genere, maschi e femmine insieme. Oddio, non è che sia la fine del mondo, anche molti campeggi e ancora così e ce ne freghiamo, ma qui c'è la situazione politica e soprattutto woke che
chissà cosa vuol dire, ti girano le balle. Chi non lo sa dice ma boh, chissà cosa sarà. Fai sentire la tua voce. Matteo Salvini rischia 6 anni di carcere per avere fermato l'immigrazione clandestina. La provincia di Torino si mobilita. Andate sul sito chiaramente della Lega in Piemonte, ma ragazzi, sabato, e questo sabato 21 e sabato 28 settembre ci sono gazebo ovunque in Piemonte: Carmagnola, Grugliasco, Pianezza, Piossasco, Pinerolo, Venaria, Buttigliera Alta, Sant'Ambrogio, Settimo Torinese, Torino, 1, 2, 3, 4, Rivalta di Torino. E poi ancora sabato 28 settembre, mamma mia, complimenti. Anche mercoledì 25 settembre gazebo a Carmagnola e domenica 29 settembre a Vigliana, Chieri, Settimo Torinese. Ragazzi, in tutta Italia, se vedete un gazebo della Lega questo è il prossimo weekend, avvicinatevi per firmare l'appello affinché non ci toppano la bocca. Poi, naturalmente, sicuramente anche lo Spiedo Bresciano del 29 settembre da non mancare. Anche qui chi ci guarda su Facebook, su YouTube, ma anche sul canale 252 del televisore e sul sito radiolibertà.net, vi faccio vedere un attimo in che locale ci sarà domenica, non questa, la prossima, il 29 settembre, il tradizionale Spiedo Padano. Guardate un po' che locale, guardate. Cioè, è un ristorante birreria La Loggia stupendo. C'è persino il soppalco. Cioè, è una roba che l'idea che ci sarò io a presentare in questo ristorante il 29 settembre, domenica a mezzogiorno, per lo Spiedo Padano, con i rappresentanti della Lega più importanti, quelli nazionali, quelli europei, quelli locali, e davvero, c'è anche il giardino fuori, ma è veramente una figata. Quindi con qualunque tempo ce ne freghiamo assolutamente. Domenica 29 settembre ritorna il tradizionale Spiedo Padano presso il ristorante birreria La Loggia di Rovato in provincia di Brescia. Chiaramente bisogna prenotare, ragazzi, fatevi avanti adesso che è il momento giusto. Vi do un numero di telefono, segnate giù: 338 87 00 817. Domenica 29 settembre a mezzogiorno ci sarà Sammy Varin, ci sarà Radio Libertà, ci sarà il nostro Marco Grimoldi con i suoi gadget preparati, mamma mia, con un'attenzione incredibile. E guardate questo orologio, questo è l'orologio già richiestissimo, verde, con simbolo di Radio Libertà e scritto tutto intorno: è tutto un magna magna. Chiaramente le lancette sono formate da un coltello e da una forchetta, in ossequio alla trasmissione che anticipa Potere al Popolo, dove Sammy Varin appare per 10 minuti, un quarto d'ora, e che si chiama proprio così. Alle 12:40 da lunedì a venerdì va in onda proprio È tutto un magna magna. Ma questo sia domenica, non questa la prossima, ma anche a Pontida, ricordate, oltre agli orologi di Radio Libertà, alle magliette di Radio Libertà con i nostri adesivi, con il sacchettino della spesa, signori belli, ci sarà anche il portachiavi di Radio Libertà, roba introvabile, in legno forgiato a fuoco, per avere un ricordo bellissimo della nostra radio, che lo sapete è una radio di nicchia, ma la spara molto forte la notizia. Chiaro che dovete venire a Pontida il 6 di ottobre. Chi non viene a Pontida, non escludo che negli studi di Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano ne possiate trovare ancora dopo Pontida. Magari qualcuno ne rimane, però la cosa si fa davvero difficile. Quindi cerchiamo di venire il 29 di settembre allo Spiedo Padano di Rovato in provincia di Brescia e il 6 di ottobre alla grande Pontida nazionale, perché lo stand di Radio Libertà farà una speciale diretta intervistando i big della Lega. E non soltanto, perché avete sentito ci saranno ospiti molto importanti ancora da confermare, gnigniro, ma insomma, e poi
E poi bello è proprio ritrovarsi dopo un anno sul Sacro Pratone parlando di buona politica tra ascoltatori che, insomma, alcuni di voi li conosciamo veramente da una vita. A proposito di Lega, della Lega che ci piace, della Lega che è anche una gigantesca famiglia dal nord al sud, per chi ci segue dalla provincia di Como, oggi 20 settembre c'è la presentazione del libro L'Umberto, scritto dall'ex segretaria di Umberto Bossi. A proposito, ieri era il compleanno del nostro capo. L'Umberto è scritto da Aurora Lussana. È stata la sua segretaria, è stata direttrice di Telepadania e poi del quotidiano La Padania. Chi non la vede da un po', la può incrociare proprio questa sera alle 8 agli aperitivi letterari di Fenegrò in provincia di Como. L'incontro si tiene nella sala del centro polifunzionale in via Roma 22 con ingresso libero. Bella idea poi portarsi a casa questo carinissimo libro in cui si racconta la storia della Lega in versione romanzata, chiaramente pompando il personaggio di Umberto Bossi. Ancora qualche minuto per ricordarvi gli eventi targati Lega sul territorio, come vi dicevo non soltanto nord, perché in Basilicata si sta preparando la prima festa regionale della Lega al cuore del sud. A proposito ragazzi, spargete la voce se avete parenti o amici che vivono a Venosa, provincia di Potenza, 28-29 settembre, prima festa regionale Lega Basilicata. E ancora, a Loano, 25 settembre, mercoledì prossimo, arriva Vannacci. Chiaro che Vannacci lo avremo anche a Pontida il 6 di ottobre e speriamo di averlo anche allo stand di Radio Libertà. Ma mercoledì 25 settembre alle 20:30, per chi ci segue dal mare, a Loano, in provincia di Savona, in Piazza Rocca, arriva Roberto Vannacci con Edoardo Rixi a sostegno di Bucci presidente. Lo sapete che in Liguria si vota tra non molto e dobbiamo fare assolutamente il tifo per il centrodestra. Cos'altro c'è da ricordare? Sicuramente ragazzi, chi ci segue dal Piemonte non può assolutamente perdersi il pranzo targato Lega di questa domenica a Torino, e anche in questo caso, signori, facendo un giro su internet e cercando Lega Salvini Premier Piemonte, trovate tutte le informazioni. Ultima segnalazione, sempre tornando a Genova, visto che si avvicinano le elezioni in Liguria, il 27 settembre, venerdì, ore 20:30, Teatro della Gioventù, via Cesarea numero 16, Matteo Salvini, Marco Bucci, Edoardo Rixi. Segnate in calendario. Genova, 27 settembre, venerdì, ore 20:30, Teatro della Gioventù. Qui Sammy Varin, che vi ringrazia per il gentile ascolto. Grazie ad Andrea in regia, grazie a tutti voi. Me ne vado, ma torno lunedì. Buon weekend.